Ieri lo scontro verbale con Silvio Berlusconi, oggi la visita in Veneto per allargare la coalizione del centrodestra attorno a Forza Italia e diventare il partito leader alle elezioni regionali del 2015. Raffaele Fitto, europarlamentare da 300.000 voti di dote personale, ha accusato il presidente Berlusconi di non fare un'opposizione vera al governo Renzi, ricevendo una risposta a muso duro dall'ex premier. In realtà i due hanno comunque un sogno in comune che riguarda il Veneto: ricompattare il centrodestra attorno a Forza Italia, fare l'accordo con Lega e Fratelli d'Italia e forse anche con l'NCD e sostenere Luca Zaia. E Fitto, che crede nelle primarie del centrodestra, sembra non escludere che uno dei candidati a diventare il leader nazionale della coalizione, perfino in alternativa a Berlusconi, sia il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Conosco bene il sindaco, col quale abbiamo un buon rapporto, col quale ci incontriamo spesso in occasioni di confronti politici e con il quale condividiamo temi importanti che sono il cemento della coalizione del centrodestra nei confronti di un governo che aumenta le tasse, che ha una politica inadeguata sul fronte dell'immigrazione, che ritarda in modo gravissimo i ritardi della pubblica amministrazione. Sono questi i temi che ci uniscono e sui quali noi dovremo cercare di fare proposte serie e alternative nel Paese. E a proposito di primarie, per Fitto si possono evitare quando si parla della candidatura a presidente del Veneto di Luca Zaia. Io sono assolutamente favorevole a questo, ma non come dogma. Nel senso che, per esempio, noi siamo qui in una regione nella quale c'è una coalizione compatta, c'è un presidente uscente che mi sembra abbia un consenso dell'intera coalizione, non solo, quindi non è che noi dobbiamo fare le primarie a prescindere. Sulla questione delle alleanze, il senatore Paolo Romani ha invitato a non unirsi con il nuovo centrodestra, che in Veneto invece è decisivo. Romani ha dato un'indicazione: qui c'è una coalizione che funziona bene e io non vorrei ricordare a Romani che Berlusconi non più di 10 giorni fa ha di fatto certificato la ricandidatura di Luca Zaia, per cui forse c'è un difetto di comunicazione. Via libera all'NCD in Veneto, quindi dai vertici di Forza Italia, a patto che rivedano la loro posizione nel governo. Continui così, e però si chiarisca presto che è giusto partecipare al progetto del centrodestra in regione, ma occorre farlo anche a livello nazionale. Quanto infine al diverbio con Silvio Berlusconi, da Fitto parole distensive, ma posizione ferma sul piano politico. Io non ho nessuna intenzione e interesse a fare polemiche che non servono a nessuno. La mia posizione è squisitamente ed esclusivamente politica. Io sono nel mio partito, nel quale sono da tempo, ci rimango con convinzione e darò il mio contributo all'interno del partito.